organizzativo. Carlo Tavecchio era un amico del calcio veneto, con Venezia sempre nel cuore. Fu lui, ad esempio, a voler portare l'Italia Under 21 a Sant'Elena al Penso per una partita amichevole Italia-Francia nel giugno 2016 in ricordo di Valeria Solesin. La sua scomparsa, a 79 anni, ex presidente della Federazione Italiana Gioco Calcio dal 2014 al 2017, attuale numero uno del Comitato della Lombardia, a causa delle complicazioni di una polmonite bilaterale, è un lutto per tutto il mondo del calcio e dello sport. Il ricordo del presidente del Comitato Veneto della FIGC, il mestrino Beppi Ruzza. Ha fatto tantissimo, ha fatto tantissimo. Un amico del Veneto, basta ricordare l'organizzazione delle due UEFA Regions Cup nella provincia di Padova, davano vinte ambedue dal Veneto. E basta ricordare anche la creazione della squadra di Carcere Due Palazzi di Padova, palla al piede. Quando noi abbiamo chiesto a Tavecchio di darci una mano, immediatamente ha detto di sì. Tavecchio è stato ricordato con un minuto di silenzio su tutti i campi, anche prima della partita Venezia-Cittadella. C'è stato un momento anche in cui noi tutti lo chiamavamo Remida, perché sembrava che quello che lui toccava diventasse oro. E quindi ha fatto grande la Lega Nazionale delle Tante, sia sotto l'aspetto economico, ma anche e soprattutto sotto l'aspetto politico. Una parola sola. È stato un grande e sarà sempre un grande, che possa riposare in pace.